Fratelli e sorelle, in questa santissima notte nella quale Gesù Cristo, nostro Signore, passò dalla morte alla vita, la Chiesa invita i suoi figli sparsi nel mondo a raccogliersi per vegliare e pregare. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva del tuo fulgore, benedici questo fuoco nuovo e mediante le feste pasquali accendi in noi il desiderio del cielo, perché rinnovati nello Spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno per Cristo nostro Signore. Cristo ieri e oggi, principio e fine, Alfa e Omega, a Lui appartengono il tempo e i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Amen. Per mezzo delle sue sante piaghe gloriose, ci protegga e ci custodisca il Cristo Signore. Amen. La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito.
Esulti il coro degli angeli adoranti, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti, il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra, inondata da così grande splendore. La luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore. E questo Tempio risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. E voi, fratelli carissimi, qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio Onnipotente. Egli che mi ha chiamato senza alcun merito nel numero dei suoi ministri, irradi il suo mirabile fulgore, perché sia piena e perfetta la lode di questo cielo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Volti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero agnello, che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo. Li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati, se Lui non ci avesse redenti.
O immensità del tuo amore per noi, o inestimabile segno di benevolenza, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo figlio. Oh, davvero necessario peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che merito di avere un così grande Redentore. O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori e la gloria agli afflitti. Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa, che ricongiungi la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, nella solenne liturgia del cero, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale, che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'Ape Madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero offerto in onore del tuo nome, per illuminare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne. Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo tuo Figlio, che risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena. Egli con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Possiamo spegnere le candele.
Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo ora con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo nella pienezza dei tempi, ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio nostro Padre porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio alleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la luce», e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per illuminare la terra». E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi, e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque,
secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse. Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque.
acque. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Tu mandi nelle valli acque sorgive, perché scorrano tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore, e di vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra.
Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così, in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: Cantiamo al Signore, stupenda la sua vittoria. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto al Signore, Egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare, il Dio di mio Padre lo voglio esaltare. Canta al Signore, stupenda la sua vittoria. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del faraone, il suo esercito, li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Andiamo al Signore, stupenda la sua vittoria. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Andiamo al Signore, stupenda
abitanti sul monte della tua eredità, luogo che per la tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Preghiamo. O Dio, anche ai nostri tempi vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi. Ciò che facesti con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendere denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favoriti assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone tra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore, che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio, che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore, invocate il suo nome. Proclamate tra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingeremo con gioia alle Sorgenti della salvezza. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, tu hai preannunziato con il messaggio dei profeti i misteri che oggi si compiono. Ravviva la nostra sete di salvezza, perché soltanto per l'unzione del tuo Spirito possiamo progredire nella via della tua giustizia. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la resi impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così la mia anima anela a te, oh Dio. La cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode, di una moltitudine in festa. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano nella tua santa montagna, alla tua dimora. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Come la cerva anela Preghiamo. O Dio, potenza immutabile e luce che non tramonta, volgi lo sguardo alla tua Chiesa, ammirabile sacramento di salvezza, e compi l'opera predisposta nella tua misericordia. Tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità per mezzo del Cristo, che è il principio di tutte le cose e di vive e regna nei secoli dei secoli. Ora gli strumenti e le campane si uniscono alla nostra lode. Uomini e cose cantano la gloria di Dio, che in Cristo, morto e risorto, rende nuovi il cielo e la terra. Gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell'anima, siano sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dopo 40 giorni ritorna il canto dell'acclamazione pasquale. Alleluia, lodate Dio. Il Vescovo canterà da solo la prima volta e quindi risponderemo assieme. Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Alleluia. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore sia nel tuo cuore e nel tuo
pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù, Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Non abbiate paura, voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso. Le parole dell'angelo descrivono ciò che in quel momento le donne vivevano: paura e rassegnazione. Ciò che pensavano è chiaro: Gesù Nazareno, colui che era stato crocifisso, non poteva essere cercato se non tra i morti. È tutto finito, non c'è più alcuna speranza. Quelle speranze che Gesù aveva suscitato nei cuori di tanti uomini e di tante donne erano miseramente morte sulla croce con Lui. Ecco la situazione delle donne che vanno al sepolcro, ma che, se ci pensiamo, è un po' anche la situazione di tante persone che anche oggi vivono questi sentimenti. Paura di fronte alle prove e alle tribolazioni della vita. Basta guardarci attorno in questo tempo di pandemia. Paura di fronte a un futuro che non si presenta
sempre così radioso, ma pieno di nuvole e di minacce. Paura e rassegnazione, cioè perdita di quella speranza, di quella fiducia che magari in altri momenti della vita o della storia illuminavano e sostenevano il cammino dell'esistenza. Magari non tutti sono presi così male, ma se ci pensiamo, il tempo attuale che noi viviamo, almeno in Occidente, non è certo un tempo di grande speranza, anzi di scarsa speranza, di molta paura e spesso di grande rassegnazione, senza prospettive di fiducia che rischiarino il percorso. Francamente non viviamo un momento esaltante della storia, nonostante tutti i progressi scientifici, tecnici, ma non viviamo un momento di grande speranza. È risorto, non è qui. E questa è la risposta dell'angelo, che è anche un annuncio. E l'annuncio dell'angelo squarcia le tenebre della paura e della rassegnazione. È un annuncio, da un lato, diciamolo francamente, incredibile, dal momento che nessuno che sia realmente morto può risuscitare. Così lo dice la nostra esperienza. E nello stesso tempo questo annuncio incredibile è un annuncio che si rifà a ciò che Gesù stesso aveva ripetutamente promesso: il figlio dell'uomo sarà messo a morte, crocifisso, ma dopo 3 giorni risorgerà. Nessuno aveva capito allora che cosa voleva dire questa promessa. Ora queste parole se le sentono ripetere dall'angelo e vedono con i loro occhi il luogo dove l'avevano posto. Lì non c'era più. Non è qui. Non c'era più non perché qualcuno l'avesse portato via, ma perché ha vinto la morte, come aveva promesso. Non perché avesse in serbo qualche trucco o qualche magia, ma perché in lui abitava la pienezza, in pienezza l'amore stesso di Dio. È quell'amore che ci è stato raccontato dalle varie letture che abbiamo ascoltato poco fa, un amore creatore, un amore liberatore, un amore di alleanza e di comunione, un amore infine che non si rassegna alla morte dell'uomo, quella del peccato e quella fisica, ma vuole restituirlo alla vita. Lo fa innanzitutto in Gesù, perché è l'amore stesso di Dio che lo strappa dal sepolcro e dalla morte. Lo fa anzitutto in Gesù e poi lo fa con tutti coloro che a Gesù si uniranno mediante la fede e il battesimo. Ecco le parole di San Paolo: per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Intimamente uniti a Lui, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Risorti dal peccato, cioè dalla lontananza da Dio, che significa perdizione e morte, saremo risuscitati definitivamente con Lui a conclusione del nostro pellegrinaggio terreno. Cari fratelli e sorelle, la veglia pasquale celebra e illustra la nostra vocazione di persone chiamate a vivere unite a Cristo. E proprio per questo chiamate a vincere
il peccato e la morte. Destinati alla risurrezione già ora, in questa vita terrena, e poi a conclusione di questo itinerario che è la nostra vita, per rimanere sempre in comunione con Dio nella vita eterna, nel paradiso. Il battesimo, completato dalla crisima, è anticipo di questa vita per sempre con il Signore, che già ora comincia, perché uniti a Lui, che è risorto dai morti, anche noi viviamo nella vita per sempre, nella vita stessa di Dio. Misteriosamente, ma realmente uniti. L'Eucaristia è pane di vita eterna, anticipo e promessa della vita per sempre con il Signore e alimento e sostegno nel pellegrinaggio per giungere a questa meta. Caro William, che riceverai il battesimo, tutto questo è quanto celebrerai e vivrai in questa veglia, l'incontro con il Signore risorto, per camminare, unito a Lui, in una vita nuova che durerà per sempre, anche oltre la morte. Ringraziamo il Signore per questi doni che Egli ti fa, ma che contemporaneamente rinnova a tutti noi. Chiediamogli con umiltà e fiducia di saperli accogliere e soprattutto vivere questi doni con fiducia, con generosità. Certamente allora sperimenteremo davvero la loro bellezza e la loro fecondità e sapremo darne gioiosa testimonianza di fronte a tutti. L'evento che celebriamo è vivo ed operante. Nell'acqua del battesimo rinascono ancora oggi a vita nuova coloro che credono in Cristo. Immersi nella sua morte e risurrezione, vengono trasfigurati dallo Spirito ed entrano a far parte della Chiesa. Uniamoci nella preghiera per invocare dal Signore il dono di benedire l'acqua con la quale un nostro fratello rinascerà a vita nuova. Fratelli e sorelle, l'avvenimento della risurrezione annunciato dalla luce del cielo e proclamato dalla parola di Dio ora si realizza nella vita di questo nostro fratello che accompagniamo al fonte battesimale perché sia immerso in Cristo, morto e risorto. Si presenti il catecumeno eletto William. La nostra comunità questa notte è come una madre che è nella gioia perché sta per nascere un nuovo figlio dall'acqua e dallo Spirito Santo. La nostra preghiera si fa ora insistente per lui e per quanti su tutta la terra stanno per ricevere il battesimo. Preghiamo anche per noi affinché siamo sempre fedeli alla dignità e alla vocazione di figli di Dio. Si unisca alla festa di questa comunità anche la Chiesa dei Santi nel cielo, coloro che hanno vissuto in pienezza il Vangelo e la vocazione battesimale siano ora i nostri amici e fratelli che ci sostengono nella nostra Pasqua,
nel passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. Cristo pietà. Signore pietà. Santa Maria Madre di Dio, San Michele, Santi angeli di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi discepoli del Signore, Santo Stefano, Santi martiri di Cristo, San Gregorio, Sant'Agostino, San Tiziano, San Martino, Santi Cirillo e Metodio, San Benedetto, San Rocco, Santi Francesco e Domenico, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni XXIII, San Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Santi e Sante di Dio, nella tua misericordia, da ogni male, da ogni peccato, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione, per il dono dello Spirito Santo, noi peccatori ti preghiamo. Nella tua misericordia, da ogni male, salvaci, Signore.
peccato. Dalla morte eterna. Noi peccatori ti preghiamo. Dona la grazia della vita nuova nel battesimo a questi tuoi eletti. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Dio onnipotente ed eterno, manifesta la tua presenza nei sacramenti del tuo grande amore e manda lo spirito di adozione a ricreare nuovi figli dal fonte battesimale, perché l'azione del nostro umile ministero sia resa efficace dalla tua potenza per Cristo nostro Signore. O Dio, per mezzo dei segni sacramentali tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua, tua creatura, ad essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo, perché oggi, come allora, l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue ed acqua e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, o Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, o Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Accendiamo le nostre candele fino al termine della liturgia battesimale, mentre il catecumeno farà la rinuncia a Satana e la professione di fede. Anche noi ci associamo a lui, rinnovando quanto già abbiamo promesso con il nostro battesimo. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Questo nostro fratello fra poco sarà immerso nella Pasqua di Cristo. Per questo, al termine del suo cammino catecumenale, professerà per la prima volta davanti a tutti la sua fede e si impegnerà a lasciarsi guidare da essa per tutta la vita. Anche noi, già battezzati, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del santo battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Insieme? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. William, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Fratello e figlio carissimo, sei diventato nuova creatura e sei rivestito di Cristo. Ricevi perciò la veste bianca e portala senza macchia fino al tribunale del nostro Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna. Avvicinati, madrina, per consegnare a William, neofita, nuovo battezzato, il simbolo della luce. William, sei diventato luce in Cristo.
Cammina sempre come figlio della luce, perché perseverando nella fede tu possa andare incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Cantiamo l'antico inno del Veni Creator. Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritalis unctio. Carissimo William, neobattezzato, nel battesimo sei rinato alla vita dei figli di Dio e sei diventato membra del Cristo e del suo popolo sacerdotale. Ricevi ora il dono dello Spirito Santo che nel giorno di Pentecoste fu inviato dal Signore sopra gli Apostoli e che dagli Apostoli e dai loro successori è stato comunicato ai battezzati. Anche tu dunque riceverai, secondo la promessa, la forza dello Spirito Santo, perché, reso più perfettamente conforme a Cristo, possa dare testimonianza della passione e della risurrezione del Signore e diventare membra viva della Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo nella fede e nella carità. Ed ora, fratelli e figli carissimi, nel silenzio preghiamo Dio Onnipotente perché effonda su questo neofita lo Spirito Santo, che lo confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale lo renda pienamente conforme a Cristo, suo unico Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questo tuo Figlio dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandolo dal peccato, infondi in Lui il tuo Santo Spirito Paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempilo del dono del tuo santo timore per Cristo nostro Signore.
William, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. E l'acqua con cui noi aspergiamo l'Assemblea sia segno del nostro battesimo. Ci sentiamo spinti a viverlo con la generosità che lo Spirito Santo infonde nei nostri cuori. Possiamo spegnere le candele. Fratelli e sorelle, in questa notte santissima in cui la potenza dello Spirito Santo ci crea come uomini nuovi a immagine del Signore risorto e fa di tutti noi il suo popolo santo, innalziamo con fede la nostra preghiera unanime, perché la gioia della Pasqua si estenda al mondo intero. Preghiamo insieme dicendo: per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per il nostro Papa Francesco, il Vescovo Corrado, per i presbiteri e i diaconi, siano in mezzo a noi annunciatori fedeli e coraggiosi del Vangelo di Cristo, pastori della Chiesa secondo il cuore di Dio. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per noi che già siamo stati battezzati e per William, che in questa notte è rinato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Il Signore Dio ci aiuti ad accogliere con gratitudine il suo amore, per il quale ci ha resi in Cristo suoi figli di adozione. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre.
per i missionari. Il Signore sostenga il loro impegno e si diffonda nel mondo il lieto annunzio della risurrezione, perché ogni uomo conosca e sia partecipe della speranza che viene dal Cristo risorto. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito a motivo della pandemia, sappiano confidare nel Signore Gesù risorto, perché il momento della prova non diventi scandalo per la fede, ma occasione di un più grande e profondo affidamento al Padre. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per coloro che rifiutano Dio o che si sono arresi nella lotta contro il male, sappiano vedere in Cristo il buon samaritano dell'umanità, che guarisce ogni ferita e si fa prossimo a ogni uomo. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio dissolvi ogni peccato e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare, concedi a noi che confessiamo con gioia i prodigi del tuo amore di rinnovarci nel pensiero e nelle opere, perché testimoniamo con la vita ciò che celebriamo nella fede. Per Cristo nostro Signore. Possiamo sedere? Presentiamo all'altare il pane e il vino. Accogliamo il dono della presenza in mezzo a noi di Cristo morto e risorto. Accostiamoci con fede all'incontro con Lui nell'Eucaristia. A questa liturgia eucaristica partecipa per la prima volta il neofita che è stato battezzato questa sera. Sarà lui a portare all'altare le offerte per la celebrazione. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Con queste offerte accogli, o Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale, per tua grazia, ci ottengano la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte, nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti.
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche del nostro fratello William, che oggi, mediante il battesimo e la confermazione, è entrato a far parte della tua famiglia. Fa che segua Cristo tuo Figlio con animo generoso e ardente. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. William, carissimo, sei rinato nel battesimo e sei chiamato realmente figlio di Dio. Nella confermazione hai ricevuto la pienezza dello Spirito Santo e ti accosterai all'altare del Signore per partecipare alla mensa del suo sacrificio. Ora, nello spirito dei figli di Dio che tutti abbiamo ricevuto, anche tu in questa assemblea potrai rivolgerti a Dio chiamandolo Padre, pregando insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Con uno sguardo scambiatevi il dono della pace. Pace a te. Pace a te. Questi cosa sono? E questi? Per i diaconi e per William. Che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non so di partecipare.
Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga la gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione solenne, un grande grazie a tutti voi che avete partecipato a questa Santa Messa, a questa veglia. Un grande augurio a William che l'ha partecipata per la prima volta, ormai da battezzato, e fa parte pienamente, ormai con i sacramenti della iniziazione cristiana, della comunità cattolica, della Chiesa cattolica. Lo ringraziamo il Signore per questo dono e lo ricorderemo, continueremo a ricordarlo nella preghiera, sostenendolo in questo cammino che ha intrapreso e che oggi ha avuto una tappa estremamente importante. Grazie al coro che ci ha aiutato a cantare. Chiediamo la benedizione del Signore che ci aiuti a vivere questo momento particolare che stiamo vivendo, quello legato alla pandemia, ai contagi, al distanziamento, con fiducia e con speranza, portando a tutti anche quella fiducia e quella speranza che il Signore ci dona con la sua presenza risorta. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Infondi in noi, o Signore, in questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia. Alleluia. Un saluto tutto particolare a quanti ci hanno seguito attraverso le frequenze di Radio Palazzo Carli e di Tenda TV. Buona Pasqua a tutti, anche evidentemente a loro. In questa notte, fra tutte la più santa, nella quale vegliando abbiamo celebrato la Pasqua del Signore, il nostro pensiero si rivolge alla Madre del Signore. Come l'abbiamo contemplata, unita al Cristo nella passione, ora la invochiamo con Lui nella gioia pasquale. Uniamo le nostre voci nell'antifona Regina Celi. Regina Celi, letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia. Resurrexi, sicut dixi, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.